Quando ci siamo brevemente interrogati su che temi trattare così in chiusura, sicuramente anche durante la nostra telefonata ci sono state alcune commistioni tra il tema principale della giornata, quindi il digital tourism, il tema delle città intelligenti, le smart destination, e il mondo della meeting industry, che non è assolutamente un mondo avulso, no? E abbiamo identificato 3 dati. Il primo è forse anche il più semplice da cui partire, cioè quello dei dati. Oggi abbiamo parlato tanto di dati, di destinazioni in grado di leggere i dati che abbiamo visto oggi. Penso ci sia Gabriella appunto ancora collegata, non so se Sì, magari sì, è ci sono, possibile eventualmente vederla, perché forse così ci potremmo. sono, Ok, benissimo. li Appunto, vedo. quindi eventualmente il primo spunto di analisi potrebbe essere proprio per Stefano e per Gabriella legato al mondo dei dati sulla meeting industry, cioè la lettura di questi, che come vediamo sono dei dati di raccolta, ma anche l'opportunità chissà di lasciarci oggi con una potenziale evoluzione o commistione di questi dati con altri dati, visto la grande risorsa dell'Osservatorio Turistico Regionale Federato che abbiamo ormai da anni a disposizione. Ecco, in questo senso magari lascio la parola prima a Gabriella, se appunto rispetto al tema dell'OICE, visto che oramai sono diversi anni che c'è questa importante ricerca, c'è qualche potenziale di sviluppo, qualche input in più appunto da darci per il futuro. Allora, io ho già parlato tanto, quindi non voglio occupare altro tempo, solo pochi spunti, anche perché già ne parlavamo quando abbiamo fatto il punto sui risultati dell'OICE, abbiamo cercato insieme di analizzarli. L'OICE analizza il mercato da un punto di vista quantitativo, questi dati, come vediamo, continuare a averli negli anni ci danno effettivamente un'indicazione su quelli che sono i trend e quindi sono importanti, però è tempo anche, oggi che questa base la stiamo consolidando, di cominciare anche a integrare con altri dati che siano magari più puntuali, più tempestivi, no? Anche perché oggi abbiamo bisogno di prendere decisioni veloci e quindi ragionavamo e sono a totale disposizione di Stefano, abbiamo detto è il passo successivo per andare avanti, per confrontarci e come integrare con l'osservatorio regionale, quindi anche con strumenti che sono già presenti, un'analisi più approfondita declinata sul mercato mais. Quindi non dico altro Stefan, ma soltanto i dati sono importanti, sapere che cosa accade, che cosa può accadere, che cosa sta accadendo è fondamentale per fare strategie, per definire policy e per fare degli investimenti. Quindi come Federcongressi ed eventi ovviamente siamo a totale disposizione. Intanto grazie a Gabriella, grazie di questa ricerca che ogni anno viene condotta e che viene spesso presentata anche in questo contesto. Intanto grazie per chi è rimasto fino a quest'ora di questa lunga maratona di 8 ore di digital tourism, ma del resto ho visto anche un avvicendamento con proprio gli amici del network del Convention Bureau. Ma sui dati assolutamente credo che l'Osservatorio del Turismo Regionale Federato possa mettersi a disposizione, del network del Convention Bureau per già valorizzare alcuni tools, alcuni dataset che sono già presenti. Li illustrava prima nel suo intervento Paola Bagatella, tutto il tema della reputazione online e 70.000 punti di interesse vedono sicuramente anche tutto il mondo del segmento della meeting industry fortemente rappresentati, e quindi si tratta probabilmente di fare delle analisi e di estrarne delle riflessioni su la valutazione sulle sedi, una valutazione sugli attrattori, una valutazione anche proprio sul tema della meeting industry nel suo complesso. Così come credo anche i dati della spesa turistica ed escursionistica, ma della spesa turistica in particolar modo in collaborazione con Mastercard, noi l'abbiamo adottata insieme appunto a Verona Garda Foundation, a DMO Dolomiti, a Union Camere, per coprire tutto il sistema veneto e proprio per valutare la ricaduta degli eventi. E forse gli eventi, sono il segmento su cui si può trarre più analisi da quel tipo di dataset, e quindi assolutamente anche qui dobbiamo provare a metterci la testa tutti insieme e capire cosa riuscirne a trarre.
L'altro aspetto, anche l'Hospitality Data Intelligence ci dice qualcosa, perché i dati che abbiamo di H-Benchmark sono riferiti soprattutto in gran parte, al netto della Costa e del Garda, sono riferiti alle strutture ricettive tradizionali, chiamiamolo così, quelle alberghiere. Qui sottolineo un aspetto. Forse nel parlare molto di dati ci è sfuggito che l'aver recuperato ampiamente il Covid e in particolar modo essere andati anche sopra i dati del 2019, oggi è fortemente dovuto all'ex alberghiero. Sicuramente per la parte campeggi villaggi turistici, che su diciamo 42 milioni di ex alberghiero rappresentano la metà, ma l'altra metà, come dire, è rappresentata dalle locazioni e diciamo e dintorni. E invece l'alberghiero non ha ancora recuperato e dal mio punto di vista non è destinato a recuperare rispetto al 2019. E questo va messo in connessione però con il fatto che molti eventi e molte diciamo presenze, partecipanti e quant'altro nel settore della meeting industry sono legati invece proprio al settore ricettivo. Certo. E proprio nel settore ricettivo e nella meeting industry troviamo il maggior valore aggiunto, perché per noi inseguire e gestire le destinazioni, come dire, avendo come interlocutori solo una città come Padova, 1000 locazioni contro i 55 alberghi, è un'impresa improba, ma non per differenziare, ma semplicemente per dire che con la meeting industry e con la filiera alberghiera riusciamo a costruire un'idea di destinazione e anche a trasmetterla e anche a valutarne un alto valore aggiunto che diversamente con una filiera così parcellizzata non avremmo. Insomma, ecco, non è un caso, e chiudo, che anche questa sera, diciamo, alcuni del network, ma la stessa Carlotta che stamattina ha partecipato non a caso alla tavola rotonda su Smart Tourist Destination, diciamo oggi i Visitor Convention Bureau interpretano la destinazione, sono la DMO, ne sono diciamo l'elemento trainante e anche ci insegnano, come dico sempre, come si fa destinazione. Ecco, quindi sottolineerei questo aspetto, questo valore aggiunto della meeting industry sia rispetto alle ricadute economiche sia rispetto alla gestione delle destinazioni. In questo senso indagare i dati, approfondirli è assolutamente importante e su questo siamo da domani mattina a disposizione. Ottimo. Grazie Stefani, infatti hai dato proprio il là all'altro argomento che in un certo qual modo avevamo toccato, ovvero quello della relazione tra leisure e MICE, sia in termini appunto di gestione, sia in termini di promozione che in termini di attività, perché poi è vero che abbiamo, tra virgolette, lottato tanto e dobbiamo continuare a lottare tanto per far conoscere la realtà del mondo della meeting industry, un po' come adesso avviene o è avvenuto per le DMO. D'altro canto ci sono delle realtà virtuose italiane, in primis Carlotta, quella per cui tu lavori, oltre che poi invece quella che rappresenti formalmente da presidente, che è quella appunto del Convention Bureau di Firenze, che nasce proprio come Convention Bureau per poi diventare invece una realtà molto più solida e che molto ha da dire anche in ambito leisure. Quindi siccome, come diceva Stefano, molti di noi poi in realtà hanno un po' queste due anime, insomma, se ci vuoi brevemente raccontare un po' quella che è la tua esperienza in questo ambito e anche un po' sul modello poi italiano. Ecco. Sì, intanto vorrei fare una petizione, dateci Stefano un po' anche a noi nelle altre regioni, perché comunque fa tanto la differenza. Insomma, mi pare che sia stato ampiamente detto da stamattina fino a stasera, quindi ve lo invidiamo molto. Anche vedo tante regioni dall'alto, insomma, anche come presidente del Convention Bureau Italia, raramente si vede, l'ho detto tante volte, una regione ben organizzata come il Veneto, e guardando proprio allo spicchio del mais, il riconoscimento di così tante realtà che sono anche così diverse tra loro, ognuna con il proprio segmento specifico, e tutte realtà comunque che hanno una vocazione anche fortemente leisure, è
è bello insomma vedere questo network e questo affiatamento. E una parola anche sui dati, perché oltretutto ciò che avete detto voglio aggiungere da un punto di vista di Convention Bureau Italia anche l'importanza di monitorare e aggiornare in maniera sempre diciamo precisissima i dati di ICCA, perché quelli non soltanto misurano la reale capacità che ha la destinazione di candidarsi, perché appunto misurano solo i congressi che hanno una rotazione, certe caratteristiche, quindi quelli che noi come Convention Bureau portiamo, ma anche perché ci aiutano a alimentare la classifica internazionale, e in questo il Veneto è un esempio lampante di come la crescita delle singole destinazioni, anche quelle più piccole, abbia trainato in maniera impressionante proprio tutta l'Italia. Quindi noi siamo riusciti a raggiungere la prima posizione in Europa e la seconda del mondo proprio grazie anche al traino che hanno fatto le cosiddette secondary destination, che poi insomma sono secondary fino a un certo punto, abbiamo visto dei numeri molto importanti. Per quanto riguarda il connubio MICE e Leisure, è una sfida che devo dire sta diventando sempre più interessante, per non dire complessa, soprattutto per destinazioni come Firenze o come Venezia, diciamo che hanno dei flussi turistici veramente importanti. Quello che a noi ha avvantaggiato molto come Firenze è essere nati come Convention Bureau, quindi hai detto proprio bene, abbiamo per anni e anni sviluppato questo segmento e lo abbiamo fatto, e questo resta il nostro segreto, insomma la chiave del successo anche della destinazione. Lo abbiamo fatto coinvolgendo sempre moltissimo gli operatori, e il livello di maturità che hanno gli operatori fiorentini è quello che secondo me ci consente ancora di mantenere un buon balance tra leisure e MICE, nonostante appunto una crescita importante. Ora non posso ancora dare i numeri perché l'assessore nostro non ha ancora dato i numeri dell'estate, ma diciamo mi ritrovo totalmente anche nella poca crescita degli hotel, crescita esponenziale delle locazioni e crescita in generale dei numeri. Quando sono arrivata al Convention Bureau gli albergatori ci stendevano i ponti d'oro perché le tariffe del MICE erano quelle desideratissime. Oggi ci troviamo ovviamente a insomma, competere con tariffe leisure estremamente alte, però ripeto, la maturità degli operatori ci consente di continuare a dare una grande importanza al MICE. Noi abbiamo una commissione congressuale composta dai direttori dei principali alberghi della città, con la quale ci sforziamo di fare strategie, di continuare a mantenere delle tariffe, diciamo così, proprio dedicate al congressuale, e cerchiamo di aggiornare anche le modalità di lavoro e gli strumenti. Ovviamente quello che succede a Firenze, per esempio, è la distribuzione degli alberghi, dei delegati ormai in un numero molto importante di alberghi, perché gli albergatori sono disposti ancora a dare camere e tariffe, ma gli allotment sono sempre più ridotti, quindi sta anche a noi poi come destination manager trovare delle soluzioni alternative nel nostro caso degli strumenti informatici che ci consentono di precettare ampi numeri di strutture alberghiere per cercare di sistemare, diciamo così, tutti i delegati. E poi siamo veramente molto legati al tema dell'università, come appunto poi abbiamo visto sviluppare anche a tutti voi, e devo dire che il legame forte con l'università, il fatto di fare le candidature con loro, un'istituzione che comunque a Firenze è molto presente nel territorio e viene anche molto utilizzata dal territorio per studi, ricerche, è proprio estremamente coinvolta anche dai nostri stessi enti locali, ci aiuta a rafforzare l'importanza del settore, e soprattutto in alcuni settori come alcune branche del medico scientifico ci stimolano veramente moltissimo ad acquisire, aumentare sempre di più il numero dei congressi. Certo è che penso che ci troveremo ora ad affrontare una nuova sfida, che è quella che accennavi tu, e che è quella delle locazioni, perché se è vero, da noi a Firenze il congressuale ha circa il 15% dell'occupazione alberghiera su 15 milioni di presenze. Nell'ultima riunione che abbiamo fatto con gli albergatori sono stati loro
a dirci di cominciare a prendere in considerazione l'ipotesi di lavorare con le locazioni turistiche, che ovviamente ha un'implicazione politica da una parte. Noi siamo una città che ha fatto delle scelte abbastanza radicali sulla gestione degli affitti turistici, ma anche logistiche, perché come dicevi tu giustamente, un conto è coordinare un certo numero di hotel, comunque che sono imprese vere e proprie, con professionisti che ci lavorano, difficilmente riusciremo a fare una rete di host che possono dare la disponibilità, ma qualche chiave andrà trovata, perché noi abbiamo visto, insomma, dai nostri dati che moltissime prenotazioni degli individuali ci cominciano a sfuggire totalmente, quindi però siccome i congressi restano e i partecipanti sono tanti, da qualche parte a dormire sicuramente ci devono andare, quindi penso che forse anche nei prossimi retreat che faremo assieme tra le destinazioni italiane, visto che siamo un gruppo anche a livello nazionale molto unito, dovremo iniziare ad affrontare. Prima avevamo affrontato il tema banalmente solo delle tariffe, diciamo, che sono molto aumentate con la ripresa post-Covid. Ora ci dobbiamo anche, penso, cominciare a porre il problema o il tema, se non il problema, di come interloquire e cercare di coinvolgere in qualche modo anche le locazioni. Questa penso sarà una delle prossime sfide che ci troveremo a dover affrontare. Sì, e sicuramente in questo appunto il connubio MICE e leisure, un settore nel quale appunto il leisure comunque già insomma da molti anni utilizza questa tipologia di strutture in maniera abbastanza capillare, soprattutto in alcune aree, per esempio penso ai nostri colli euganei, perché poi noi magari ragioniamo sempre in termini di città, in termini congressuali, poi ci sono delle destinazioni nelle quali ovviamente ci sono tutto un mondo di opportunità, quindi il fatto appunto di avere un'unica realtà, appunto tornando al tema, che gestisce sia la parte MICE che la parte leisure, permette forse anche di diversificare il prodotto in maniera tale da poterlo per dedicare noi è fondamentale da una parte piuttosto che l'altra. Sì, insomma, stiamo proprio quindi... tra l'altro facendo una sorta di assessment in questo periodo all'interno della fondazione, proprio per cercare di superare ulteriormente le divisioni leisure, MICE, poi noi abbiamo la divisione wedding e study abroad, che ovviamente mantengono, diciamo, dei capisaldi, hanno ciascuno il proprio manager, i luoghi dove si vanno a promuovere, ma sempre di più poi le attività sono trasversali e, come abbiamo visto anche dalle vostre immagini, gli eventi sono ibridi, quindi ora noi ci occupiamo per esempio dell'hospitality della maratona, della Firenze Marathon, che è una maratona vera, quindi attrae 12.000 persone da non so quanti paesi, eccetera, e anche lì abbiamo proprio un ruolo particolare che sta tra il MICE, perché comunque hanno bisogno di spazi, conferenze, eccetera, ma i partecipanti sono turisti singoli, quindi se noi non avessimo il know-how della divisione leisure, che sa fare i pacchetti, caricarli online, probabilmente non avremmo neanche saputo assolvere a questo incarico che invece ci è stato chiesto dalla città e che per noi rappresenta anche una grande opportunità di branding e una grande opportunità sempre di raccontare come questa tipologia di eventi porti turisti di qualità, consapevoli, rispettosi della destinazione, eccetera, eccetera. E poi a volte quando si esce, come dire, appunto dal centro congressi, dal mondo del ricettivo e ci si fa vedere in città, allora arriva il momento in cui si dice ma allora ecco che cosa fa una DMO, piuttosto a volte anche un po' un branding tra virgolette per noi stessi. Noi, in comunicazione interna noi ci ritroviamo a volte, in alcuni casi per esempio, più che a gestire direttamente la parte alberghiera, ma magari a gestire tutto quella che è la parte di tour cittadini, e allora veramente vediamo i pubblici esercizi piuttosto che i commercianti che dicono sì, ho capito, i congressi, vedo le persone con il cartellino, nel momento in cui vedono le persone con il cartellino, il badge oppure sentono parlare internazionale, oppure vengono utilizzati tanti taxi, allora arriva un po' piano piano quella consapevolezza che c'è un certo tipo di pubblico che non necessariamente è il turista che si muove individualmente, ecco, per così dire, quindi ci aiuta, è vero, a fare consapevolezza anche nei cittadini, che è un po' il tema che abbiamo visto trasversalmente anche nella giornata di oggi, dove si è parlato sicuramente di tecnologia e di intelligenza artificiale,
ufficiale, ma in un certo qual modo Comunità io ho letto, ospitante. esatto, attraverso un po' tutti gli interventi, questo in realtà mettere l'accento sull'essere umano e sulla persona, sul cittadino e sul turista, molto di più che sulla tecnologia. Forse è anche così che, appunto, visto che insomma i nostri minuti vanno in chiusura, che appunto l'altro aspetto, ma che veramente possiamo toccare con una battuta, era quello un po' legato al capitale umano, no? Che oggi è stato sicuramente toccato, ma rimane un tema con cui forse abbiamo chiuso l'anno scorso, ma serve sempre chiudere, come dire. Abbiamo visto anche, mi ha molto stupito quel dato, cioè c'è aspettativa di crescita del fatturato, di crescita del lavoro, ma mi immagino che il mio personale resti stabile, no? Nel senso che c'è sempre un po' questa percezione del capitale umano e da un certo punto di vista della formazione, importanza della formazione, ma poi forse come dire della consapevolezza della necessità di investimento, che non è evidentemente sempre così chiara, soprattutto in un settore come quello della meeting industry e del mondo del turismo in generale, che però da un certo punto di vista prevede una certa specializzazione, certe competenze e certe conoscenze. Quindi magari anche nel tuo ruolo di professore, insomma, di vicinanza, insomma, con l'università, forse anche un po' un appello da una parte anche alle associazioni, visto che c'è Gabriella ancora collegata, è proprio quella, appunto, come già in parte si sta facendo con tanti bellissimi progetti, di continuare a sostenere poi le persone, i giovani che decidono di lavorare in questo ambito, ecco. Ma guarda, su questo... No, scusa, solo un commento. Poi chiedo scusa, ma sono in una camera d'albergo e vedo che progressivamente viene buio e le luci sono queste, quindi mi sto vedendo, però ci sono con voi e sono sveglia. No, su questo una piccolissima, una brevissima battuta. Questo è molto importante. Il ruolo di Federtunga Eventi non è solo quello di rappresentare il settore, ma di lavorare perché il settore possa crescere da tanti punti di vista. E allora solo vi do un anticipo, una condivisione di un'altra indagine che abbiamo avviato, questa volta con la IULM, che è quella di capire quali sono in questo momento i profili emergenti, i profili professionali emergenti nel nostro settore, le competenze che chi entra nel nostro settore oggi deve avere e quindi anche quali sono i gap formativi. Abbiamo fatto dei gruppi di lavoro con operatori diversi, organizzatori, sedi, fornitori di servizi, proprio per capire, cercare di avere un quadro anche da questo punto di vista e quindi anche poi da questo punto di vista avere delle informazioni che aiutino chi è deputato a creare percorsi formativi, in particolare le università, ma perché no, anche gli istituti superiori, a capire quali sono le tematiche che occorre approfondire e rispetto alle quali formare i giovani. Questa indagine è già stata, la rilevazione si è appena conclusa, quindi a breve potremo avere anche informazioni da questo punto di vista. Quindi continuiamo ad allargare per quanto possibile la conoscenza del nostro settore. Grazie Gabriella. Beh, siamo in chiusura, volevo solo tornare sul tuo tema della consapevolezza, perché è vero, i fabbisogni, dobbiamo comprendere i fabbisogni, dall'altro lato dobbiamo far acquisire alle imprese nel turismo, ma anche alle DMO, agli amministratori delle DMO, guardo Luca, su questo tema stiamo ragionando molto, che bisogna investire in capitale umano, perché altrimenti nemmeno l'intelligenza artificiale ci aiuterà. Noi siamo di fatto società di servizi, quindi il capitale umano è tutto e la specializzazione è tutto e ci dobbiamo sforzare tutti insieme anche di fare capire ai nostri dante causa, alle nostre istituzioni che quando ti guardano il budget e dicono ma il personale pesa il 40%, è per forza, noi siamo in grado di lavorare nel nostro caso in 15 persone, trasformare i pani e i pesci se abbiamo 1 milione di euro e rimanere le stesse e produrre se abbiamo da gestire 6 milioni di euro, quindi siamo anche persone proprio in grado di, grazie alla nostra esperienza e rapporti sul territorio, di lavorare anche, non andrebbe detto, però con budget molto bassi, proprio per la nostra capacità poi di trasformare le idee in servizi e in azioni concrete. Quindi su questo ci vuole tanto sforzo, come ci vuole tanto sforzo nel raccontare bene il nostro lavoro, il legame con la scienza, la conoscenza, come possiamo veramente trasformare i territori per essere più attrattivi verso giovani leve che sennò continueranno a vedere il turismo come un settore dove arrotondare d'estate per pagarsi le vacanze, ecco. Benissimo, grazie.